con diverse persone, quindi diverse parti, non solo una voce. E quindi anche per esempio un contatto con l'ingegnere responsabile della sicurezza del centro, e anche lui diceva tutto il centro era a norma, però non per più di 1000 persone, l'isola stessa è strutturata per un tot di persone e quando si arriva a livelli superiori strutturalmente non regge, quindi sì, Quindi è stata, sì, come dire, un'esperienza molto importante per capire, sì. cosa che mi pare manchi molto spesso, c'è un Sì, approccio anche a cercare di approfondire e a capire i problemi, quindi non solo fare. esatto. Quanto assomiglia e quanto è diversa, diciamo, da altre tue esperienze di volontariato precedenti? Tu citavi la Palestina, dicevi c'era un clima simile, ma mi pare di capire anche che queste esperienze non sono solo un fare delle cose, quindi fare delle cose per gli altri, ma anche un cercare di capire delle realtà che sono molto complesse e che spesso noi magari da qui Sì. semplifichiamo stando da una parte o dall'altra o banalizzando i problemi. Insomma, quanto queste esperienze ti hanno aiutato a capire un po' di più alcuni problemi e quanto questa No, esperienza... moltissimo, questo sì, anzi quello che ho notato è che proprio danno una chiave di lettura per tante altre situazioni che possono essere simili o diverse, però danno veramente una chiave di lettura, anche per esempio capire dove andare a cercare le informazioni, quindi magari non solo un giornale o magari cercare delle fonti informative diverse. E poi soprattutto quello che ho notato è che anche quando sei in terre di missione, diciamo così, quello che ti chiedono non è solo un fare, è un vedere, un starci, ma poi rielaborare e denunciare sostanzialmente, cioè far emergere quello che tu stai vivendo e stai vedendo, proprio per essere anche voce di quel villaggio, di quella popolazione poi all'esterno, quindi nella stessa Italia, quindi anche fare un report, fare un comunicato stampa, una denuncia ha molto valore per loro. E siamo lieti di averti qui anche per questo, perché è Sì. perfettamente in sintonia con quello che stiamo facendo adesso. Insomma, ci puoi raccontare brevemente, insomma, un po' la tua esperienza e le tue esperienze precedenti? Per esempio hai parlato della Palestina, ma anche della Colombia, non so da quale vuoi iniziare, ma insomma se ci puoi raccontare un po' che cosa hai fatto, che cosa hai visto, le domande che ti ho fatto prima però in un Certo, altro contesto. io parto sempre dalla Palestina, non solo perché è stata la prima, però forse è stata quella che mi è rimasta più nel cuore. Lì sono stata 3 mesi e in realtà ecco anche le esperienze all'estero, già 3 mesi sono pochi. Diciamo sono abbastanza per chi vuole fare una breve esperienza, però 3 mesi sono giusto il tempo per entrare un attimo e dopo già il tempo di venire via. Era un contesto particolare, ero in un villaggio arabo e musulmano e era una situazione anche di conflitto perché era un villaggio inserito, cioè in cui vicino c'era una colonia e un avamposto israeliano e quindi c'erano anche delle tensioni molto vicine da parte di colonie e di esercito. È stata un'esperienza importante perché la stessa presenza degli internazionali, come dicevo prima, era importante per abbassare il livello di violenza, ecco questo sicuramente, quindi essere presenti per esempio a un checkpoint dell'esercito con una telecamera o essere presenti quando i bambini andavano a scuola o tornavano a casa, essere presenti con i pastori proprio sul terreno quando uscivano i coloni o l'esercito. È stata una presenza importante, proprio un deterrente anche a un escamotage Sì, una presenza sì, che dava sicurezza, come dire. esatto. E in Colombia avete In svolto Colombia, attività simili? esatto, sì, l'attività era simile, diverso contesto e era un conflitto che si vedeva meno perché gli attori lì del conflitto sono i militari, però soprattutto i paramilitari e i guerriglieri che non è che passando per strada li vedi, diciamo, sono abbastanza nascosti nella selva e quindi lì si trattava di accompagnare i membri di una comunità di pace, la comunità di pace di San José de Apartadó, e perché durante gli spostamenti spesso incontravano paramilitari o guerriglieri e quindi anche per garantire la loro sicurezza negli spostamenti e poi soprattutto presenza fissa nei vari villaggi che sono sotto minaccia di sgombero o anche minaccia alla vita proprio, perché sono zone comunque
molto ricche dal punto di vista delle risorse naturali e anche zone strategiche che diciamo dal punto di vista dei paramilitari e dei guerriglieri sono comode proprio per soprattutto narcotraffico, coltivazione di coca, eccetera. Quindi... Cosa farai adesso, o meglio, com'è adesso essere di nuovo in Italia, immagino dopo queste esperienze? Difficile, è difficile perché è vero, bisogna ritornare qui e bisogna ritornarci anche dandosi da fare qui. Infatti la cosa che mi piace è anche parlare di queste esperienze perché almeno si possono coinvolgere anche altre persone, si possono far conoscere certe situazioni. Qui mi risulta un po' difficile tornare a relazionarmi come prima perché sto diventando un po' più intollerante a tutto quello che succede qui e che a volte vedo, cioè a volte qui vedo dei problemi molto più banali rispetto a quelli visti in altre situazioni, però è importante anche invece vivere questi problemi perché sono comunque il nostro quotidiano, è comunque l'ambiente in cui sono cresciuta e da dove provengo. Però l'importante qui è fare azione anche qui di solidarietà, cioè far conoscere quello anche di testimonianza, diciamo, certo. Insomma, l'impegno anche di far conoscere queste cose che non rimangano un patrimonio tuo. Infatti, anche magari per attirare altri giovani verso... Ecco, a proposito di attirare altri giovani, l'ultima domanda che ti volevo fare è come hai trovato queste opportunità, come ti sei avvicinata a queste opportunità di volontariato all'estero, la tua esperienza, ovviamente ci sono molti modi. Sì, ci sono molti modi, diciamo che io mi sono avvicinata prima di tutto attraverso lo studio universitario e quindi ho studiato relazioni internazionali e diritti umani e quindi già questo mi ha dato diversi contatti, ecco già un'idea delle organizzazioni, degli enti che si muovono nell'ambito internazionale. Poi tanto internet, ci sono dei siti specifici sulle esperienze di volontariato internazionale e poi anche tanto partecipando a conferenze, per esempio a un convegno dell'associazione di cui faccio ancora parte, che è il Centro Francescano d'Ascolto, ho incontrato un referente di Pax Christi e è stato il mio primo contatto con la Palestina, quindi poi da cosa nasce cosa e poi quando inizi la prima esperienza sul territorio incontri tantissime altre organizzazioni e enti che poi ti possono aiutare. Comunque internet è anche è il primo passo da fare per orientarsi un po'. E poi eventualmente il centro di servizio per il volontariato conosce Angela, quindi eventualmente possiamo anche mettere in contatto eventuali aspiranti volontari, ma anche se sei all'estero forse non sarà possibile. Comunque grazie insomma per questa piccola esperienza che ci hai raccontato, piccola, grande esperienza che ci hai raccontato, perché magari può essere di stimolo o comunque d'aiuto a chi volesse avvicinarsi a questo mondo che mi pare di capire è molto stimolante e porta molte conoscenze e aiuta ad aprirsi un po' al mondo. Sì, è anche molto vario, quindi possono trovare spazio tantissimi interessi, tantissime specificità, quindi qualsiasi persona con la sua professionalità può fare qualche attività, perché c'è di tutto. Grazie ancora Angela, grazie per la tua testimonianza. Ricordiamo ancora la campagna L'Italia sono anch'io, appunto nell'ultimo notiziario non avevamo fatto in tempo a dare la notizia perché di fatto quando siamo andati in onda non si era ancora presentato il comitato locale. Ricordiamo ancora questa campagna L'Italia sono anch'io, tutte le informazioni poi si possono trovare, come abbiamo già detto, sul sito del Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo. Grazie ancora Angela, grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito in questa nuova puntata di testimonianza dal mondo del volontariato. Vi rimando ovviamente alla prossima puntata con nuove notizie dalle associazioni sulle loro attività, sui loro eventi e, come avete visto, anche sulle loro esperienze locali e all'estero. Grazie ancora.